Follie nella giornata di oggi lungo la trafficatissima statale Valsugana, veicoli incolonnati per ore, tanto che alla nostra redazione sono arrivate telefonate di automobilisti imbufaliti per il pesante disagio e infatti. Questa è la situazione lungo la statale Valsugana. Da ore code chilometriche fino a Valstagna a causa lavori in corso da parte dell'ANAS. C'è da dire che chi volesse provare ad affrontare la strada interna, la provinciale campesana, per evitare, vedete le code che si sono formate, sono ore che la situazione è questa. Chi volesse appunto, dicevamo, affrontare la campesana per ovviare al traffico, ecco, vedete, anche la provinciale campesana è chiusa per lavori in corso che si protrarranno per l'intera giornata sino alle 6 di questa sera, quindi è impossibile affrontare entrambe le strade, una perché è chiusa completamente al traffico sino a Valstagna, l'altra perché è appunto rallentata da lavori in corso che sta effettuando ANAS. Bastava un po' di coordinamento tra provincia e ANAS, ci dicono alcuni residenti a microfono spento. Difatti è inconcepibile che non ci sia stata una maggiore concertazione tra enti, considerando che si sta parlando di una tra le più importanti arterie, perché chiunque in questo lunedì si è trovato costretto ad affrontare l'SS 47 è stato fortemente penalizzato.